Venezia Giulia è una terra ricca di ispirazione per tutti i suoi scrittori e quindi lo è anche per me. In particolare vi vorrei parlare della mia città natale, Pordenone, e di due luoghi importanti per la mia vita. Il primo è il castello di Pordenone. Nel XIX secolo è divenuto il carcere di Pordenone e lì nel 1937 è andato a lavorare mio nonno come comandante delle guardie carcerarie. Proprio lì mio padre nel 1944 è nato sotto i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale e 10 anni dopo si è trasferito nella piazza in cui ci troviamo, Piazzale Risorgimento, dove ha aperto un negozio di generi alimentari, proprio lì. Vent'anni dopo sono nato io e ho vissuto i primi anni della mia vita e sono tornato a vivere con la mia famiglia. E proprio qui ho ambientato una scena di un mio libro, Niente tranne il nome, dove due personaggi si incontrano in un bar gestito da un cinese che parla l'italiano come meglio di un pordenonese. Questa piazza è considerata la Cenerentola delle piazze pordenonesi, in realtà è un interessantissimo laboratorio multietnico e multiculturale. Un altro dei luoghi della provincia pordenonese a me molto caro, perché il luogo in cui lavoro è la città di Sacile, per la sua bellezza soprannominata il Giardino della Serenissima. Sacile appunto è la città in cui insegno dal lontano 2006 ed è una cittadina meravigliosa con palazzi storici bellissimi come Palazzo Ragazzoni o l'incantevole Piazza del Popolo, che ogni anno a settembre ospita una delle sagre più antiche d'Italia, la Sagra dei Josei. La scuola in cui lavoro a Sacile ha ispirato moltissimi dei miei libri, da Niente tranne il nome a Guerra ai prof, Educhiamoli alle regole e gli ultimi Conta sul tuo cuore e Il cuore indocile. Se passate da queste parti dovete fermarvi sicuramente a Polcenigo, uno dei borghi più belli d'Italia, dove la mano dell'uomo e l'architettura convive con la natura all'insegna della bellezza. E attorno a Polcenigo vi sono luoghi meravigliosi dal punto di vista naturalistico come la sorgente del Gorgazzo oppure le risorgive del Livenza nella località Santissima con il suo parco archeologico che vanta reperti del Neolitico. Proseguite verso il comune di Aviano e salite fino a Piancavallo, località montana incantevole sia d'inverno che d'estate, incoronata dalle cime del Monte Cavallo che sovrastano la pianura circostante. Piancavallo d'inverno offre tutto quello che uno sciatore può desiderare, piste da sci, piste da fondo, piste da snowboard e locali dove poter degustare i prodotti tipici. Ed d'estate è possibile immergersi nella natura attraverso sentieri accessibili a tutti, ma dove anche i più esperti possono provare il brivido di qualche percorso più difficoltoso per arrivare fino all'arrampicata nella cima più alta, la Cima Manera.